Euroregione News. Covid FVG. Presidente e vicepresidente si raccomandano. Una conferenza stampa di Federica Riccardi con giornalisti in regione, altri collegati su WebEx, per scoprire che stava andando in diretta sui social network. Il presidente ha fatto le preghiere per Natale. L'ordinanza dà una raccomandazione chiara di non recarsi in case di nuclei familiari diversi dal proprio. Se dopo devo dire che magari durante la festa di Natale c'è un'esigenza, c'è una necessità, c'è qualcosa, perlomeno di limitare a 2 i nuclei familiari che si incontrano, di non incominciare a invitare i cugini e gli amici, e i genitori, e i nipoti dei nipoti, perché così appunto il rischio alza molto. Cioè cerchiamo anche questo, per quello dico la responsabilità di ognuno. Capisco che è un sacrificio enorme che si chiede, soprattutto durante le feste, perché è un momento di incontro, in cui si incontrano le persone care ed altro, però se per quest'anno riusciamo a fare il sacrificio, magari di limitarlo, non dico di escluderlo totalmente, ma perlomeno di limitarlo, che i genitori vedano i figli e finiamola là, perché se cominciamo altrimenti ad ampliare moltissimo le categorie presenti nello stesso momento rischiamo di aumentare moltissimo il rischio, e chi ci rimettono sono quelle persone ivi presenti. In questo momento sicuramente la gente non ha bisogno di confusione ma della maggior chiarezza possibile, e per questo sto aspettando il confronto con il governo per capire che intenzioni ha rispetto a soprattutto ovviamente la pausa natalizia. Io chiedo solo che vengano fatte delle misure che siano efficaci dal punto di vista della lotta pandemica, perché l'ho detto e penso da diverse settimane, se riusciamo a mettere in campo delle misure che chiedono anche dei sacrifici, la gente li accetta volentieri, perché vede che quei sacrifici servono a qualcosa. Se invece facciamo dei sacrifici inutili rischiamo di creare ancora più tensione sociale. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.